No, I'm not a writer. Pronto? Buongiorno signora. Sento basso. Forse sono sordo o so devo diventare vecchio? Allora, le sto contattando per le fatture della energia elettrica, signora. Ah, adesso sento meglio. Sì. Ah, ok. Allora, perché dalle verifiche che abbiamo fatto risulta che è stato fatturato con un prezzo più alto, più del dovuto, siccome sta utilizzando ancora la tariffa vecchia con le fasce. Quindi per verificare queste cose, per vedere anche lei quanto è impreciso le hanno fatturato di più, prendi la ultima fattura sotto mano perché dobbiamo fare un controllo. Le Aspetta. attendo in linea. Chiedo subito. Ma capo, quant'è che mi hai fatturato il sole qua? Non No, ris- non li sento, non li sento. No, stavo chiedendo al capo qua su quanto mi aveva fatturato il sole. E io non capisco. Di solito Le me lo hanno fa fatturato- gratis. Le hanno fatturato più del dovuto, signora, riguardo l'energia, perché sta utilizzando ancora la tariffa vecchia con le fasce. Adesso mi può prendere un attimo la ultima fattura che le attendo in linea? Io sto usando il vecchio sole, è vero che è da miliardi di anni che esiste, però non mi fa le fatture di solito, hai capito? Allora, riguardo l'energia elettrica, lei mi può trovare una fattura, signora, perché la linea è disturbata, non li sento bene. Allora, non mi fanno mai le fatture, hai capito? Non le arrivano a casa? No, cioè il sole mi manda la corrente, ma non mi manda mai le fatture. Ma come, signore, quando arriva il fine mese, lei le paga le fatture, giusto? No, Ma come non li paga? Non ce l'ha un contatore, non ce l'ha l'energia elettrica a casa. ho un pannellino, quello dei pannelli solari, dove puoi accendere l'acqua, il frigo. Non le arrivano le fatture, quindi. Ma che? Ah, ok, allora, grazie, salve. Niente. Non arriva mie fatture in camper, se è una roba incredibile. Già che parlo col capo del Sora che non mi manda mai le fatture. A parte che noi che pago, però manco mandami le fatture. Ok, beh, le riprese di prima sono state fatte con la GoPro, no? Praticamente c'è il discorso che qui questo signore anziano in pensione non si fa vedere da giorni, il camper è fermo lì in un'area sosta camper che in teoria non si potrebbe lasciarli parcheggiati così e andare via, no? Cioè andare via per giorni. E boh, hanno riprovato ad aprire di nuovo, cioè aprire, ha provato a bussare, a sentire se si apriva la porta così, ma no, niente. E io non vorrei che insomma fosse successo qualcosa e il signore fosse dentro, insomma. Che adesso non mi ricordo la sua storia che mi aveva raccontato il signore, no? Quello che viveva col furgone. E quindi non so se ha parenti in zona o se è da solo, hai capito? Che quindi se è da solo che senso ha che stia via per giorni, no? Vabbè, prima o dopo si saprà qualcosa, dai. Io avrei dovuto essere nella mia settimana di ferie, no? A parte che lunedì sono andato a lavorare e quindi alla fine 3 giorni sono saltati, perché sabato, domenica e lunedì si sarebbero uniti e sarebbero andati a integrare la settimana di ferie. No, ma vabbè, pazienza. Sai che è stato perso appunto il vetro, quindi sono qui in zona Friuli perché sto aspettando che arrivi il vetro dalla concessionaria Zanini in modo che me lo montano su e guarda, ho un bel borgo tutto quanto, però è da tanto che avevo voglia di cazzeggiare, di fare le giornate nerd, cioè stare ore e ore qua dentro il camper al calduccio tranquillo a montare i video. D'altronde c'è chi si guarda la televisione, no? C'è chi si guarda le serie TV e io non guardo la TV, anzi guardo anche alla fine pochissimo YouTube. Di YouTube guardo alla fine le candid camera e gli scherzi, quelle cose lì, no? Che li reputo una cosa molto molto importante perché sai che la nostra salute psicofisica parte molto anche dal sorriso, dalla risata, dai divertimenti, quindi quando tu vedi anche nel mio canale questo modo di vivere così un po' a volte stupidino, leggero, no? Che ride per niente, dice le cazzate, in realtà sono cose molto molto importanti, dosate con il giusto equilibrio, insomma non è che poggio la mia vita sulle cazzate, sulla leggerezza, però è indispensabile anche quella.
c'è chi ha paura di comportarsi così per magari sentirsi dare del coglione o dell'infantile, e in realtà poi ragazzo, una volta che arrivi a capire un po' come funzionano i meccanismi in generale, dici ma forse i coglioni sono gli altri, ma è meglio neanche non dirglielo perché tanto non lo capiscono o non lo vogliono capire. Allora, dettaglio camperistico, che fare, come ti dicevo, quando non ci arrivi con la gomma, no, a caricarti l'acqua, tanichete, come ti ho già fatto vedere, si smonta praticamente la dinette, perché gli avevo messo il velcro, che bravo. Tac, buttato così sopra il letto, si toglie il pezzo supplementare che ho fatto per livellare il mio ano, perché forse non tutti sanno che la panca del zingano è magica, si apre, si apriva, si apre o si apriva, così, e dopo questo lo giri qui, così, tac, e c'hai la prolunga per guardarti i filmetti coi piedi davanti alla stufa, cioè non so, a che lussi, dopo qua ti metti tutti i cuscini e le tue robe. Poi praticamente alzi qui, sposti le 50.000 borse che uso per fare la spesa, e qui c'è il tappettone, no? Svitti il tappettone, che adesso ci vogliono 2 mani perché con una sto tenendo la fotocamera, e lì con le, come si dice, con le taniche gli svuoti dentro l'acqua. Non è il massimo la comodità, però diciamo è una sicurezza in più che quando non ci arrivi con la gomma puoi rifornirti in questo modo qua, no? Eccezionale. Beh, però giornata nerd, gran calma, è tutto oggi che sistemo, cioè che pulisco e continuo a pulire in comode rate tutto quanto il camper, quindi insomma, giornata anche un po' produttiva. Non solo sotto l'aspetto ludico dei video, ma anche sotto l'aspetto della cura della casa, che porco cane, da tanto che non gli davo un po' una sistematina. Comunque va che sono proprio contento della piantina nuova, sono veramente contento. Il poto, su Shindap, sul suo Epipremnum, chiamalo come vuoi, è una piantina che purifica l'aria. Io volevo prendermela più grande perché volevo metterla in quest'angolo qui. Vedi? In quest'angolo qui volevo mettere una specie di mensoletta a triangolo dove metterci lì la piantina che poi cadeva giù, tipo le edere, no? Però vabbè, insomma, intanto che è piccolina sta lì. Adesso continuo a lavare i piatti, io produco. Memo 2 punti, neanche il Mazzeo 260 ha tutto sto spazio per asciugare i piatti, cioè scusa, ma è... In questa giornata di relax assoluto mi faccio questa specie di... no, piadina, come si chiama, di focaccia là, con quel pane e i funghetti e quella roba che non sono mica sicuro che sia origano, perché io l'ho messo dentro il vasetto dell'origano. No, non è ganza, ma ha un odore strano, cioè più profumato dell'origano, non so cos'è. Anzi, giuro che sa da coso, da incenso, ma quel proprio che mette a messa, proprio identico, stesso odore proprio. Perché Albano Carrisi diceva felicità, felicità, un bicchiere di vino con un panino, però secondo me lo faceva per fare la rima, quindi la felicità la puoi ottenere anche con un bicchiere di vin bianco, non ha precisato, e tipo un piadino, un focaccino, un cosino, un qualcosa che si avvicina alla rima del panino. Ok John, allora mi è arrivata la telefonata dai Zanini, la finestra è arrivata, no? Quindi per cui io sono arrivato qua, cioè qua, ora dove abita il Singano, e del signore, il pensionato in camper, non si è più saputo nulla, la polizia è ripassata altre volte, però non... niente. Quindi ora andiamo a dormire con la vista a finestra di cartone, perché tanto da domani ritornerò a avere la finestra magica, la mia seconda, terza finestra magica, accidenti. Sì, che consumerà anche poco di gasolio, ma le finestre... È arrivata la municipale, sto riempendo con la GoPro. Perché chiedono del camper quello fisso, probabilmente non si può stare 4-8 giorni, hai capito? O forse vuoi vedere che sta male, perché praticamente questo era un signore, mi raccontava l'altro full timer, che era un signore anziano che vive in camper, e i signori qua in parte dicono che non lo vedono da giorni. E io ho visto che sono qua 2 giorni che c'è quello oscurante nella parte davanti tirato male, vero? Vedi, messo male, quindi se lui dormisse lì la notte lo avrebbe messo dritto, quindi sì, che non sia successo qualcosa di brutto.